pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta! Giovedì prossimo 8 aprile tutto lascia intendere che il mercato settimanale del giovedì a Chioggia, il popolare Sioba, tornerà in versione integrale con tutti i suoi oltre 200 banchi di vendita ambulante. Scade infatti l'ordinanza che lo scorso 16 marzo il sindaco Alessandro Ferro aveva emanato e valida per i 3 giovedì successivi. In quel frangente la zona rossa alla quale il Veneto era stato appena destinato imponeva la riduzione delle attività ai soli banchi di generi alimentari e prodotti floreali, confinate in zona Vigo. Il ritorno in zona arancione rende ora assai probabile la firma di un nuovo provvedimento che consentirà anche ai commercianti di abbigliamento, articoli per la casa, articoli per animali, di tornare a vendere i propri prodotti ogni giovedì mattina in Corso del Popolo a Chioggia, con la sorveglianza volontaria da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione per i diritti degli anziani, previo rispetto del regolamento comunale sottoscritto dalle categorie. In tal senso ACTV si è già adoperata ripristinando le 2 corse extra del vaporetto di linea 11 da Pellestrina e ritorno. AgriFree è un'azienda di Portoviro che coltiva grani biologici a chilometro zero in pieno parco del Delta del Po. Dalla macinazione a pietra del proprio grano ne ricava la semola e le farine bio, che vengono successivamente utilizzate per produrre pasta bio e altri prodotti come gallette, grissini, biscotti e piadine. Il nostro motto è vivere bene, mangiare sano, prodotto italiano. AgriFree, i sapori del Delta. Per info 338 344 7466 oppure www.agrifree.it. Quanto può essere ignobile rubare fiori da una tomba dentro un cimitero? Eppure è accaduto non di rado recentemente a Chioggia e continua ad accadere, stando alla denuncia presentata da un signore che si era recato a omaggiare una persona cara sabato pomeriggio alle ore 16 e già ieri mattina alle 9 i fiori erano spariti dal luogo dove erano stati deposti. È la terza volta, a quanto pare, che sempre allo stesso uomo vengono sottratti i fiori in cimitero. Comprensibile lo sgomento della figlia quando si è recata in visita, certa della loro presenza, e non li ha più ritrovati. Ci interesserebbe capire se sia qualcuno che lo fa apposta, commentano sconsolati padre e figlia, e dove sono i controlli, visto che non c'è mai nessuno che gira allo scopo, senza che sia un cimitero immenso. I fiori, comunque, li ricompriamo. Sta per giungere le battute finali il gioco elettorale di Chioggia Azzurra, lanciato qualche settimana fa per ingannare il tempo in attesa della campagna amministrativa comunale, che vedrà il suo esito con il voto di inizio ottobre. Anche questa settimana i voti ricevuti sono stati oltre 13.500 e hanno mandato al barrage finale l'ex assessora all'urbanistica Alessandra Penzo in testa con il 33%. Il segretario del sindacato FSP della Polizia di Stato, Mauro Armelao, 30% dei consensi, e l'attuale primo cittadino Alessandro Ferro, 23%, curiosamente quasi la stessa percentuale conseguita al primo turno elettorale del 2016. Dalla scrematura escono l'ex consigliere regionale Lucio Tiozzo, 12%, e il manager di Veritas, Adriano Tolomei, 3%. Il nuovo gioco dura fino a domenica 11 aprile. Si può votare una e una sola volta, uno e un solo nome. I primi 2 su 3 passeranno al ballottaggio finale. Proprio Alessandra Penzo è stata una dei protagonisti politici della settimana che ha portato alla Pasqua, con l'annuncio della costituzione di Obiettivo Chioggia, associazione che raccoglie gli ex ortodossi del Movimento 5 Stelle come Andri Bullo, Paolo Bonfà, Daniele Padoan e Marco Ballarin.
e intende molto probabilmente spendersi in chiave elettorale. Nel dialogo comparso ieri nel Gazzettino, a firma di Diego Degan, Bullo sostiene che probabilmente obiettivo Chioggia, che sta raccogliendo adesioni per continuare il percorso intrapreso, specie nelle opere pubbliche, parteciperà all'agone elettorale e intende farlo da sola, circostanza che lascia pensare come sarà proprio Alessandra Penzo la possibile candidata a sindaco, dal momento che non ricopre ruoli nell'associazione e che era già stata designata dal movimento nei mesi precedenti all'apertura di un rapporto con il PD, osteggiata proprio dagli ortodossi, i quali peraltro vogliono andare oltre la loro stessa esperienza stellata. Anche il centrodestra a quanto pare sta pensando a una donna quale capofila della coalizione. Se la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno firmato un documento congiunto di solidarietà agli automobilisti invischiati nei rallentamenti del ponte sul Brenta, in una delle ultime riunioni di coalizione era tornato in auge il nome dell'avvocata Marina Novello, già candidata alle elezioni regionali del 2015 nelle file della lista Zaia e allora per poco non eletta. La professionista, che ha il proprio studio legale in Piazza Europa Sottomarina, è molto stimata anche al di fuori del recinto politico di appartenenza. Era stato peraltro lo stesso ex sindaco Fortunato Guarnieri, ora esponente di Sinistra Italiana, a caldeggiarne il nome quale candidata per il centrodestra. Naturalmente la cosa non ha ancora i crismi dell'ufficialità, ma pare proprio che saranno più di una le donne a contendersi il ruolo di sindaca. Era accaduto anche nel 2016, quando però Barbara Penzo, Marcellina Segantin e Letizia Campanaro lasciarono il passo a Giuseppe Casson e Alessandro Ferro, il quale poi vinse. Un monastero dell'undicesimo secolo di proprietà del comune e l'adiacente caserma Pepe costruita nel 1595 di proprietà del demanio, binomio architettonico delle potenzialità infinite nella splendida area di San Nicolò al Lido di Venezia, ora al centro di intricati interessi da parte di una ONLUS, la Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta contro le povertà nel Mediterraneo Mar Nero, fondata e diretta fino a pochi mesi fa dal dipendente comunale Roberto Russo, assieme alla China Association of Small and Medium Enterprises. In ballo c'è un piano di valorizzazione da 54 milioni che verrà presentato mercoledì prossimo alla settima commissione consiliare. Se l'assessora al patrimonio Paola Mar dichiara di non averlo mai visto, nonostante il progetto sia stato seguito da predecessore e vice sindaca Luciana Colle, la sua fase di sviluppo sembra piuttosto avanzata. Risale infatti allo scorso giugno l'annuncio del partenariato tra FISPMED e Casme per la riqualificazione e gestione cinquantennale della caserma d'artiglieria Guglielmo Pepe, Palazzo dei Soldati, e l'ex convento di San Nicolò del Lido, tenuto a battesimo dal consigliere comunale Fucsia Paolino Danna, di cui Roberto Russo è stato segretario. Non solo, sempre a giugno era invece lo stesso consigliere aquilano della FISPMED, Eliseo Iannini, imprenditore edile già condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione, poi ridotti a 3 in appello, per bancarotta fraudolenta, a confermare il gruppo omonimo come general contractor dei lavori. Molti i dubbi sollevati dall'operazione, che si auspica vengano dissipati dall'audizione in commissione. Il primo dei quali riguarda l'estromissione dal monastero di San Nicolò della realtà quasi ventennale d'eccellenza del Master in diritti umani, che aveva già diffidato Russo l'anno scorso per essersi più volte presentato improvvisamente nella sede, in veste associativa e sedicente comunale, con diversi investitori. Le parti dovranno appunto presentare i nomi degli investitori stessi e spiegare se sia possibile accogliere il progetto di una ONLUS, che implica anche attività economiche, e senza aver lanciato un bando aperto a tutti. Inoltre sarà indispensabile chiarire come sarà possibile il passaggio del monastero dallo Stato al Comune tramite il federalismo culturale, quindi con un piano di valorizzazione del bene, senza che oggi il Comune lo abbia elaborato.
oltre a chiarire anche possibili conflitti di interesse tra Russo e il comune stesso, nonché tra le associazioni che hanno apertamente sostenuto la lista Brugnaro alle scorse elezioni e le eventuali decisioni prese dall'amministrazione. Come ha riscontrato il gruppo 25 aprile, 5 anni fa l'account Twitter della FISPMED di Roberto Russo si definiva pretoriano del sindaco già allora in carica.